Assessore Donazzan, parliamo di lavoro e soprattutto di istruzione, sono due cardini per quanto riguarda la Regione Veneto. E sono tenuti in stretto collegamento. In altre regioni italiane l'istruzione sta con la cultura e il lavoro da un'altra parte, invece in Veneto istruzione, formazione e lavoro sono collegati perché soprattutto in questo momento in cui le scuole stanno definendo l'orientamento, le famiglie devono decidere che percorso far fare ai propri figli, è importante sapere quali sono i luoghi di sbocco del mercato del lavoro. Velocemente c'è tutta la parte tecnica, della meccanica, l'ambito del turismo e l'ambito anche dell'agroalimentare che stanno dando veramente grandi soddisfazioni. Sembra però non siano soddisfatti gli operatori di questo settore, molti sono gli scioperi, molti sono le proteste, logicamente legate alle decisioni di Roma. Il problema è quando si allontana il livello decisionale dal territorio. Allora alcune leggi hanno segnato il passo, penso alla verifica già nel primo anno del Jobs Act, ha portato grandi assunzioni all'inizio dell'anno scorso, quest'anno sono crollate perché è un mercato drogato, cioè legato agli incentivi. Noi abbiamo bisogno invece di aiutare le imprese ad avere meno tassazione, ad essere più libere e quindi a crescere. E crescendo ci dicono anche che tipo di fabbisogno formativo hanno necessariamente bisogno all'interno della loro crescita e così le scuole si allineano. Se non si mettono insieme questi tre pezzi si fa fatica a fare politiche. Giovani che stentano a trovare occupazione ma se la inventano e sembra che sia questa la tendenza per risalire la china, almeno in Veneto. C'è tanta creatività che è parte del DNA dell'imprenditore, dell'imprenditorialità veneta. Io credo che a scuola si debba insegnare anche questo, cioè si debba insegnare ad essere imprenditori di loro stessi. Tanto spazio stanno avendo per esempio le cooperative che stanno lavorando dentro le scuole per insegnare che cos'è la prima forma di autonomia imprenditoriale, che è appunto anche la stessa società in cooperazione. Tanti sono i ragazzi che si inventano con le famose start-up nuove iniziative imprenditoriali. Alle volte ci sono delle fragilità legate a questo, perché molte idee che non diventano progetti restano idee, magari durano veramente l'arco di un mattino. I ragazzi, i nostri giovani devono imparare a progettare e allora lì si trovano anche i finanziamenti.